Ok, buongiorno a tutti, benvenuti nella grazia e nella pace del nostro Signore. Amen. Possiamo già alzarci in piedi che così stiamo già pronti per la lode successiva, ma io vorrei cominciare questo culto con un testo che si trova nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 5, prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23. Se tu hai portato la Bibbia cartacea con il cellulare, puoi preparare lì il testo. Okay? Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23. Okay? Dice così la parola di Dio. Apostolo Paolo, scrivendo a questa chiesa, dice: Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Io credo che questo sia uno dei versetti più radicali della parola di Dio, no? Ossia, il Signore ci insegna a santificarci, ma non solo spiritualmente, corporalmente e anche psicologicamente. Ossia, la parola santificarsi è una parola molto interessante sia nella lingua greca che nella lingua ebraica e significa mettere da parte qualcosa, no? Sia la parola di Dio ci insegna a mettere da parte corpo, anima e spirito per il nostro Signore. Ma è interessante che ci dà un dettaglio in più, ci dà anche il motivo per cui noi dobbiamo santificarci. Dice per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Ok? Io non so se tu stai guardando un po' il panorama internazionale, che cosa sta succedendo nel mondo, no? E se tu vai a leggere il sermone profetico di Gesù, capitolo 24 e 25 del Vangelo di Matteo, tu ti percepisci chiaramente che il panorama, il palcoscenico per il ritorno di Cristo è pronto, pronto. Basta solo che il Signore faccia suonare l'ultima tromba e il Signore Gesù torna per prendere i Suoi. Siamo veramente negli ultimi tempi e noi dobbiamo prepararci. La parola di Dio dice che noi dobbiamo santificarci corpo, anima e spirito. Quando noi vedremo il nostro Signore faccia a faccia, noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere le mani piene di quello che il Signore ci ha dato. Un mio amico una volta ha detto una frase che mi è rimasta impressa, un mio amico cristiano chiaramente, mi ha detto: qua sulla terra noi siamo in affitto, ossia quando il Signore ci chiederà di lasciare l'appartamento, noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere tutto pagato e lasciare l'appartamento esattamente come Lui ce l'ha dato. Sei pronto per incontrare il Signore? Oggi parleremo proprio di santificazione, ok? Ti invito a prepararti in preghiera insieme a me in questo momento, perché il nostro Signore è qua in mezzo a noi. Lui sta già camminando tra le file della Chiesa e Lui vuole un popolo santo, santificato per la sua gloria. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore. Nostro Dio, nostro Padre, io ti chiedo in questo momento, nel nome di Cristo Gesù, che tu possa toccare, Signore, nelle nostre anime, nei nostri cuori, in tutto quello che, Signore, sono le nostre aspettative. Tu conosci le tue pecore. La tua parola dice che tu conosci il nome profondo, non quello che noi mostriamo agli altri, di ciascuno di noi. E tu sai, Signore, cosa ci serve. Ma tu sai anche, Signore, che la santificazione è qualcosa di estremamente fondamentale, Signore, perché noi possiamo vedere la tua opera nelle nostre vite. La tua parola dice che senza la santificazione nessuno potrà vedere il Signore. Aiutaci, Signore, perché quello che noi abbiamo a disposizione, la nostra anima, il nostro corpo, il nostro spirito, sono tuoi e noi non possiamo trattarli come noi vogliamo, ma dobbiamo trattarli come tu credi sia meglio.
Perciò, Signore, nel nome di Cristo Gesù, io ti chiedo che questa mattina il tuo popolo, Signore, abbia un cuore aperto, un cuore disponibile, un cuore arreso, Signore, alla tua opera, e che il tuo Santo Spirito, Signore, possa riempire ogni parte che ancora non è stata riempita del nostro essere. Signore, vogliamo essere pronti veramente per il tuo ritorno, perché sappiamo che lo scenario è pronto e vogliamo essere pronti anche noi, Signore. Quando il sipario si alzerà, noi dobbiamo, Signore, sapere chi incontreremo. Padre, grazie perché noi ti abbiamo incontrato sulle strade della vita e vogliamo fare il meglio perché la tua gloria sia manifesta in noi e attraverso di noi. Ti benedico, Padre, perché so che tu farai un'opera questa mattina e ti voglio chiedere, Signore, che tu possa farla completamente attraverso il tuo Spirito. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di adorare il Signore ti invito a lasciare il tuo posto, se possibile, se tu puoi, e dare una parola di benedizione al tuo fratello, alla tua sorella, specialmente a una persona che non conosci, ok? Supera le barriere dell'amicizia, della fratellanza, vai verso una persona per benedire. Continuiamo a dichiarare di voler lodare il Signore sempre di più, sapendo che ogni cosa di questa terra l'ha creata Lui e ogni cosa loda il suo nome. Quindi anche noi che siamo sue creature, siamo stati creati ad immagine e somiglianza sua, lodiamo il Signore in questo momento con il nostro cuore pieno di gratitudine. Sempre di più voglio lodare te.
Amen. Con la prossima canzone vorrei dirvi e condividere con voi che è da un bel po' di tempo che il Signore ha parlato al mio cuore e mi ha detto che ha una nuova storia per me, per la mia vita, una nuova storia per la vita di ognuno di voi, la vita di questa Chiesa, la vita della Chiesa in tutto il mondo. E il Signore ha grandi progetti per le nostre vite, il Signore ci ama profondamente e abbiamo soltanto bisogno di dare un passo di fede, abbiamo soltanto bisogno di uscire dalla nostra tenda e poter guardare la grandezza del Signore. Alleluia.
E Signore, ti ringrazio, Padre, per questo culto a te questa mattina. Signore, ti ringrazio per questa lode che viene dai nostri cuori, Padre. E io ti ringrazio della tua bontà, Padre. Ti ringrazio perché quando magari noi desideriamo una cosa, tu ci sorprendi dandoci qualcosa di molto più grande, Signore. E questo è perché ci ami, e questo è perché vuoi prenderti cura di noi, Padre. E ti ringrazio perché hai progetti per le nostre vite, hai progetti per questa Chiesa, hai progetti per la tua Chiesa in questo mondo, Signore. E quindi grazie, Padre, per l'attenzione che dai ad ognuno di noi, Signore. Trovi sempre il modo di poter guardare ognuno di noi quando ci sono le tantissime persone in questo mondo, Signore. Ti sei sempre preso cura di ogni nostra parte in modo impeccabile, in modo perfetto, Signore, in modi che non avremmo mai immaginato, Padre. Io ti ringrazio perché ogni volta tu curi tanti aspetti del nostro cuore, tu curi tanti aspetti del nostro essere, Signore. E ti ringrazio perché tu dai libertà ad ognuno di noi, tu ci liberi dalle catene del peccato, Padre. E questa è una sensazione indescrivibile, Signore, è una gioia incredibile, Padre. E ti ringrazio, Signore, perché fai questo con le nostre vite, perché noi in realtà non meriteremo niente di tutto questo, Signore, ma tu lo fai. Hai dato il tuo unico figlio, hai messo il tuo unico figlio in croce, Signore, per poter salvare noi dai nostri errori, dai nostri peccati, Padre. E come se non bastasse, continui sempre ogni giorno a pensare a noi, Signore. Ogni giorno tu vuoi avere un tempo con noi, Signore. E molte volte noi magari non ci dimentichiamo, molte volte noi diamo priorità ad altre cose, Padre. E perdonaci, Signore, per questo, Signore. E ti ringrazio perché sei sempre lì ad aspettarci a braccia aperte, Signore. Nonostante qualsiasi cosa noi facciamo, Padre, tu sei là per noi. E quindi, Signore, chiedo al tuo Santo Spirito questa mattina di poter scendere su di noi, Padre, che tu possa parlare ai nostri cuori, che ognuno di noi possa aprire il proprio cuore e inginocchiarsi davanti a te, Padre, e poter ricevere quello che hai da dirci, Signore, perché anche questa mattina tu vuoi parlare con noi. Tu vuoi insegnarci qualcosa, Signore, o vuoi curare qualcosa, Padre. Quindi, Signore, che il tuo Santo Spirito possa scendere qui su di noi, Signore, e possa cambiare le nostre vite, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua è solo con te. L'amore che porta alla libertà e la vergogna disfa, la presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi. Con la
essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Amen, Signore. Padre, in questo momento ti prego per la parola che verrà data dopo, Signore. Ti prego che tu possa usare il predicatore, Padre, per parlare ai nostri cuori, Signore, che possiamo continuare a sentire la tua presenza, Signore, che possiamo davvero essere più coscienti della tua presenza, Signore, e continuare a desiderarti sempre di più, Padre. Ti ringrazio perché per questa mattina, Signore, per l'opportunità che ci dai di poter ascoltare la tua parola in libertà, Signore. È un dono prezioso, Padre, che molte volte sottovalutiamo, Padre. Ma in molti posti del mondo loro non possono avere questa libertà, Signore. Quindi io ti ringrazio perché noi ce l'abbiamo, Padre. Possiamo ricevere da te in comunità la tua parola, Signore. Ti ringrazio, Signore. Benedici la vita di ogni mio fratello e di ogni mia sorella, Signore. Che tu possa parlare ai loro cuori, Signore. Magari ci sono persone questa mattina che stanno cercando una risposta da te, o ci sono persone che è da un po' che cercano una risposta da te, Signore. E io ti prego, Padre, di poter parlare ai loro cuori, di poter rispondere a loro, Signore, di poter rispondere alle loro necessità, Padre. E ti ringrazio, Signore, perché so che tu lo farai, Signore. Ti ringrazio, Padre, per la tua presenza questa mattina, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, come voi ben sapete stiamo studiando, meditando sulla lettera agli Efesini, no? Siamo arrivati al capitolo 5, il penultimo capitolo, e vi dico la verità che è una lettera talmente ricca di significato, di insegnamenti, che all'inizio, quando ho cominciato a preparare questo messaggio, volevo prendere una serie di versetti un po' più grande, ma mi sono limitato ai versetti 3, 4 e 5, perché veramente lì ci sono tante cose da imparare, no? E la prima cosa che mi sono chiesto quando ho letto questo testo
è stata: ma conosco veramente un cristiano tanto radicale? Ossia, leggete insieme a me questo testo per vedere se corrisponde alla vostra idea. Dice così: come si addice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, è nella Tua presenza che vogliamo stare. Signore, insegnaci attraverso la Tua parola. Ti chiedo, Signore, di lasciare dentro di noi questo seme, Signore, che non possa essere mai portato via. Vogliamo imparare da Te, Signore, vogliamo che il Tuo Spirito possa toccare quei punti necessari affinché noi possiamo essere santi come ci insegna questo testo. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Non so se avete notato, in questo testo l'Apostolo Paolo attacca i 3 pilastri della società moderna, ossia il primo, l'uso del corpo, okay? Il secondo, l'uso del denaro, e il terzo, l'uso della comunicazione, ossia della lingua, che sono cose che fanno parte talmente tanto della società moderna che sono diventati proprio i pilastri che sostengono la società moderna. Allora, io penso che l'Apostolo Paolo sia stato veramente un profeta della sua generazione, ma ovviamente la parola di Dio vale anche per il nostro tempo ed è tanto attuale che noi entreremo proprio in questa logica. E quindi il titolo di questo sermone è evitare i comportamenti tossici. Okay? Noi abbiamo dei comportamenti tossici che avvelenano la nostra vita spirituale e il primo di tutti è quello dell'uso del corpo. In questo testo ci dice che non dobbiamo né fornicare, okay? E neanche avere un corpo che pratica impurità. Quando la parola di Dio ci parla di queste 2 attitudini, ci parla prima di tutto, fornicazione significa indisciplina sessuale, la seconda è una indisciplina sessuale personale. Noi parliamo chiaramente di quello che è masturbazione. Perdonatemi se sono così chiaro quando dico le cose, ma la parola di Dio è chiara e io devo essere chiaro altrettanto, no? C'è stata una bomba pensiero. Tu sai come lavora il nemico, no? Nel mondo. Allora, sta attento. Il nemico viene chiamato nella parola di Dio, Satana viene chiamato nella parola di Dio il principe della potestà dell'aria. Okay? Che cosa significa? Lui è definito in tanti modi, il grande accusatore, il serpente antico, no? Il dragone, eccetera, eccetera. Ma questo è molto interessante. Quando la parola di Dio dice che Satana è il principe della potestà dell'aria, tradotto in termini moderni sarebbe così: principe dell'atmosfera. Okay? Per esempio, se tu vai a Parigi, la cosa che ti viene in mente è Parigi c'è un'atmosfera romantica, no? Perché tutto lì in quella città trasuda romanticismo. Okay? Non facciamo paragoni con le città italiane che cosa trasudano, perché è meglio di no. Ma ascoltate bene, quando Satana vuole che l'essere umano, l'uomo, cominci a pensare in un certo modo, lui lancia quello che si dice nel gergo teologico, le bombe pensiero. Per esempio, nel dopoguerra, no, del secolo scorso, anni 40-50, lui ha messo sulla terra una bomba pensiero che è: le nazioni devono essere tutte unite. Perché? Perché così non ci sarà più guerra. La cosa interessante è che da quando esistono le Nazioni Unite le guerre sono aumentate in modo esponenziale. Ossia, l'essere umano che forma progetti per tenere unita l'umanità è un fallimento senza Dio. Poi negli anni 80 siamo andati un pochino più avanti. Qua in Italia è successa una roba molto interessante, perché alcuni religiosi del nostro tempo, di quell'epoca, no, hanno detto: non basta che le nazioni siano unite, ma devono essere unite anche le religioni. Ed è stata coniata una frase molto interessante che è la seguente: non c'è pace tra le nazioni se non c'è pace tra le
religiosi. E qua in Italia è cominciato un movimento ecumenico allargato. Ok, attenzione, la parola ecumenismo non è una bestemmia, ok? È una parola greca che significa casa in cui tutti viviamo. E all'epoca dei primi cristiani ci sono stati dei primi congressi ecumenici tra cristiani, ma questo tipo di ecumenismo negli anni 80 è cominciato, che è un ecumenismo allargato dove tutti hanno rinunciato a qualcosa del proprio credo per entrare in una comunione con altre religioni, ok? E noi stiamo vedendo che nonostante questo il mondo è in guerra anche tra le religioni. Un'altra bomba pensiero degli anni 80. Negli anni 90 invece è successa una bomba pensiero che, se voi andate a analizzare bene, è stata contemporaneamente sviluppata in tutte le parti del mondo, che è sintetizzata nella frase seguente: il corpo è mio. Il corpo è mio. In quell'epoca, negli anni 90, si è cominciato a dire attraverso delle filosofie moderne che il corpo è mio e lo gestisco come voglio io. Ossia, lì è cominciato il boom di che cosa? Cambiamento di sesso, lì è cominciato il boom del fluid gender. Tu sai che cos'è il fluid gender? Ossia, oggi io mi sento una donna e posso andare a fare le gare con le donne, oggi io mi sento un uomo e torno a essere un uomo. Questo si chiama fluid gender, ossia genere fluido. Okay? Il corpo è mio, è una delle ultime bombe pensiero, ce ne sarebbe un'altra che è terribile, no? Che Satana ha lanciato nel mondo. Ok? Ossia, il corpo è tuo, fai quello che tu vuoi con il tuo corpo, non dagli riposo, usa le droghe che vuoi, cambia sesso, perché il corpo è tuo, nessuno può gestirlo. E io trovo, cari miei, che nella parola di Dio la cosa è completamente diversa, perché ti voglio leggere due testi, perché la mia preoccupazione non è con il mondo. E quando questa mentalità entra a far parte della mentalità ecclesiastica della comunità cristiana, ok? Stai attento che cosa dice la parola di Dio. Prima Corinzi capitolo 3 versetto 16 e 17 dice così: non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Altro testo, sempre in Prima Corinzi, capitolo 6, dice: fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. La prima domanda che ti faccio è, sulla base di quello che abbiamo studiato sia in Efesini che in questi due testi: come tu tratti il tuo corpo? Com'è il tempio del tuo corpo che appartiene al Signore? Nel corso della storia è stata equivocata tantissimo la dottrina del corpo umano nel cristianesimo. C'è stato un periodo del cristianesimo nella Chiesa antica che il corpo era identificato come la sede del peccato. Sai perché alcuni come si dice, eremiti, no? Fustigavano il corpo, come alcune funzioni, no? Alcuni corpi religiosi fustigavano il corpo perché identificavano il corpo con la sede del peccato. E a quanto leggo io in questo testo, in questi testi in generale, la parola di Dio dice che il corpo è santo, è il tempio dello Spirito Santo, e noi dobbiamo usare il nostro corpo esattamente come Dio ci insegna. Attraverso il corpo noi glorifichiamo il nostro Signore Gesù Cristo. Se io tratto male il mio corpo, io tratto male qualcosa che Dio mi ha affidato temporaneamente affinché io manifesti la sua gloria attraverso il mio corpo. Caro fratello e cara sorella che sei qua, tu che mi ascolti a casa, tratta bene il tuo corpo, riposa sufficientemente con il tuo corpo, mangia cibi sani con il tuo corpo, tratta bene il tuo corpo, fai un po' di esercizio fisico, vai a fare una camminata se non sei un atleta. Ma soprattutto non usare il tuo corpo per indiscipline sessuali, perché il corpo è il tempio dello Spirito Santo e appartiene al Signore. Il Signore è per il corpo. Allora sta attento, quando tu pensi alla parola che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, che cosa ti viene in mente?
Sai che com'era fatto il Tempio ai tempi di Gesù? E Paolo lo sapeva molto bene. Ossia, il Tempio, quando tu entravi, era una imponente, massiccia costruzione fatta con oro, argento, pietre preziose, e quando un ebreo entrava nel Tempio rimaneva colpito dalla profondità. Ti ricordi quando i discepoli hanno detto a Gesù, Gesù ammira questo Tempio? Guarda questo Tempio come è fatto, è pieno di oro, di argento, di pietre preziose, i blocchi di pietra meravigliosi bianchi. Ossia, il Tempio dello Spirito Santo sei tu. Oggi il Signore dice a te, tu sei prezioso. Non trattare il tuo corpo come tu vuoi, perché io voglio che il tuo corpo sia santo. Allora, sta attento. Ti voglio leggere qualche statistica perché è importante che noi conosciamo cosa succede nell'epoca moderna. L'Italia è la quinta nazione al mondo dopo Stati Uniti, Inghilterra, Giappone e Francia. Al quinto posto c'è l'Italia come consumo di pornografia adolescenziale. Quinto paese al mondo. Allora sta attento a qualche dettaglio. 51% degli adolescenti tra i 15 e i 17 anni fa uso abituale, ossia sistematico, di pornografia. 33%, questo mi ha preoccupato, 33%, ossia un bambino su 3 da 9 a 11 anni fa la stessa identica cosa, dai 9 agli 11 anni. Ok? 83% di questo uso di pornografia è fatta attraverso cellulare, la cosa più semplice del mondo. Prendi il cellulare, schiacci, e il 70% dei siti che ci sono su internet sono siti pornografici. Tu immagina quanto è semplice per un bambino, per un adolescente, per un giovane andare su internet, cliccare, in un click tu entri in un sito pornografico e cominci a sviluppare un'idea di che cos'è la sessualità in modo talmente sbagliato che quando tu ti sposerai conoscerai il sesso in un modo completamente diverso e sarà una roba talmente deludente che tu neanche ti puoi immaginare. Cari fratelli e sorelle che siete qua, gli anziani non sono esenti da questo, ok? Perché c'è un consumo altissimo anche dai 40 in su fino ai 65, 70, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono i dati che noi abbiamo a disposizione. E questo bomba pensiero dice: usa il tuo corpo come tu vuoi. E l'Apostolo Paolo dice: né fornicazione, né impurità facciano parte del tuo corpo, perché il tuo corpo è santo. Santo, è prezioso agli occhi di Dio e attraverso il tuo corpo Dio vuole manifestare la sua gloria. Hai capito la parola di Dio che cosa dice stamattina? Non permettere a niente e a nessuno di inquinare il tuo corpo, soprattutto la tua mente. Tu sai che le tante battaglie del popolo di Dio, dove si comincia a combatterle? Qua nella testa. Quando tu hai l'idea che quella cosa, che quel comportamento è normale, la cosa comincia a diventare abituale. Quando è normale, ossia tutti lo fanno, allora io entro in quella logica, comincio a usare il mio corpo come voglio, ma la parola di Dio dice: sei santo, non usare il tuo corpo male. Sai che cosa dice questo testo di Corinzi? Dice: se io uso il mio corpo come io voglio, Dio guasterà me. Ah, pastore, ma Dio è buono, Dio perdona tutto. Sì, è vero, Dio perdona tutto. Ma confessione, la parola di Dio dice: chi confessa e abbandona otterrà misericordia. È così che funziona nel proprio rapporto personale con Dio. Io guarda, sto cominciando a conoscere Dio, no? E tu metti insieme l'organizzazione del profilo del carattere di Dio, no? Dio è buono, certo che Dio è buono. Dio è misericordioso, certo che Dio è misericordioso. Dio è paziente, certo che Dio è paziente. E Dio lascia a volte una briglia. Tu hai mai visto quei cagnolini, no? Che hanno quel guinzaglio che è lungo 20 metri, i padroni lasciano, finché il cane comincia ad andare in pericolo, i padroni cominciano a cliccano quel pulsantino sul guinzaglio e gli dicono: ferma. E il Signore dice stamattina:
fermati, tratta il tuo corpo con rispetto perché non ti appartiene. È questo che noi dobbiamo fare, cari miei. Dobbiamo santificare il nostro corpo. Il Signore ci promette che noi possiamo avere una vita veramente piena di soddisfazione anche dal nostro corpo, ma noi dobbiamo avere un'immagine corretta della sessualità, corretta di che cosa significa rapporto di coppia, corretta di cosa significa vivere insieme. Vivere insieme. Allora, non so se avete mai sentito qualche ex attore pornografico, di pornografia, testimoniare. Ne ho sentito uno 2 o 3 settimane fa, guarda caso, no? E lui diceva: è interessante come le persone pensano che noi abbiamo delle prestazioni spaventose quando facciamo le nostre performance. Però vi svelo un segreto, lui diceva questo attore. Noi facciamo una parte della scena un giorno, poi siamo talmente esausti che andiamo a dormire e poi il giorno dopo torniamo, l'autore comincia a riprendere nello stesso punto dove abbiamo lasciato e sembra che sia una scena unica. Gente, questo non è rapporto sessuale, questo è una idea totalmente sbagliata di quello che noi abbiamo in mente. Genitori, per favore, parlate ai vostri figli anche di questo. A volte io devo farlo dal pulpito, ma è importante che voi parliate del modo corretto in cui il Signore intende la sessualità. Non fornicate, ma soprattutto non siate soggetti a impurità, perché tu pagherai un prezzo altissimo quando ti sposerai, se tu entri in questa logica. Questa bomba pensiero è pericolosissima e Satana vuole che entri nella tua testa. Pastore, non succede niente. Continua, tu vedrai che cosa succede. Il Signore è molto paziente, ma ci sarà un momento in cui Lui dice: basta, tu devi essere una persona santa, tu devi essere una persona che consideri il corpo come qualcosa che non ti appartiene, ma come il Tempio dello Spirito Santo di Dio. La seconda cosa che impariamo da questo testo è che noi dobbiamo avere un rapporto corretto con il denaro. Questo testo, se torniamo alla prima slide, scusate, proprio la prima, eccola qua. Dice che noi non dobbiamo neanche nominare che cosa? L'avarizia. E un pochino più avanti dice che l'avaro, ossia la persona che ha difficoltà ad aprire le tasche per l'opera di Dio, cosa dice lì? Che è che cosa? Un idolatra. Non a caso la parola di Dio ci insegna che il denaro, come dice il testo di Timoteo, è l'amore per il denaro, è la radice di ogni male. Allora, sta attento. Ti è mai capitato che in una chiesa a un certo punto cominciano a succedere delle cose strane, ok? Allora, sta attento. Cominciano a crearsi gruppetti di interesse, ossia persone che cominciano a aggregarsi l'una con l'altra, no? E cominciare a fare un gruppetto di interesse, ossia mi avvicino a lui, mi avvicino a lei perché lui comincia a capire le mie idee, comincia a capire il mio modo, comincia a capire il mio pensiero, no? E queste persone interessanti, quando cominciano a formare questi nuclei, cominciano a parlare male delle autorità ecclesiastiche stabilite, cominciano a fare delle cose strane all'interno della comunità finché non arriva una spaccatura nella Chiesa. Sai che cosa dice la parola di Dio? Che l'amore per il denaro è la radice di ogni male. Io ne conosco uno nella parola di Dio che ha fatto un danno terribile all'interno del gruppo dei 12. Ti ricordi chi è stato? Ti ricordi chi è stato? Il tesoriere dei 12, che si chiamava Giuda, che aveva un amore spropositato per il denaro, spropositato. Lui non apriva mai le tasche, anzi tirava via soldi dalla cassa dei 12 per amministrare le cose del regno. E a un certo punto ti ricordi che c'è stata una signora, amica di Gesù, che si chiamava Maria Maddalena, e la parola di Dio ci dice che da quella donna il Signore ha scacciato 7 demoni. E questa donna era talmente grata di quello che Gesù aveva fatto per lei, che un giorno, mentre Gesù predicava seduto a tavola, è entrata dove Gesù stava mangiando, ha spezzato un alabastro
di olio di nardo schietto, che era un olio costosissimo e molto raro, e Giuda, il primo dei 12 a parlare, in quella cena ha detto: Maestro, ma scusa, ma questo denaro non potevamo darlo per i poveri? E la parola di Dio ci insegna che lui diceva questo non perché veramente aveva cura dei poveri, ma perché lui era un ladro e rubava dalla tasca della cassa comune. E subito dopo, sai che cosa è successo? Tutti i 12, ascolta bene, bomba pensiero, tutti i 12 hanno cominciato a dire la stessa cosa. Guarda caso, quando io non apro mano del mio diritto di gestire il denaro della mia vita, allora cominciano a succedere delle brutte cose, sia nella tua vita che all'interno della Chiesa, perché è un peccato che io devo in qualche modo condividere con gli altri. Tu sai qual è la regola principe del peccato? Chi è che la conosce? Qual è la regola principe del peccato? Allora, non devi pagare per questo segreto, ok? Te lo dico gratuito. Quando tu pecchi, tu devi condividere. Che cosa ha fatto Eva quando ha peccato? La prima cosa che lei ha fatto: non posso tenermi questa patata bollente per me, la devo passare a mio marito. Quando qualcuno pecca e chiude la tasca e non obbedisce a quello che il Signore ci insegna nella parola di Dio, che è quello di amministrare il denaro, portando le decime alla casa del tesoro, portando le offerte alla casa del tesoro, sai che cosa succede? Cominciano a crearsi gruppetti di interesse, comincia a parlare male di qualcun altro. Ti voglio raccontare questa, che è un'altra conseguenza della mancanza di gestione del denaro per la gloria di Dio. Okay? Un giorno nella mia chiesa di origine, no? Il pastore principale mi chiama, mi dice: Pastor Sandro, dobbiamo andare a trovare un fratello che gli stanno succedendo un sacco di robe. Ok, partiamo, andiamo da questo fratello. Ah, pastori, ma qua sta succedendo di tutto e di più. Ho comprato la bicicletta nuova e la bicicletta me l'hanno rubata. Ho comprato la macchina nuova e la macchina si è guastata. Ho comprato il motorino in sostituzione della macchina e il motore si è rovinato, sono caduto, è successo. Cosa sta succedendo? Io non capisco. E mi ricorderò sempre la domanda di quel pastore con cui lavoravo, no? Lui ha chiesto: come sta la tua vita di decima di offerta nei confronti del Signore? Al che quel fratello ha spalancato gli occhi e ha detto: veramente, pastore, io non ho nessuna vita di decima di offerta. Ok, la sfida è questa: da oggi tu farai un atto di fedeltà al Signore. E questo fratello ha cominciato a consegnare la decima, ha cominciato a consegnare le offerte, e la sua vita è completamente cambiata, perché la parola di Dio nel libro di Malachia ci dice così: portate tutte le decime alla casa del tesoro e vedrete se io non vi do tante benedizioni che voi non sapete più dove metterle. Tu vuoi le benedizioni da parte del Signore? Ne abbiamo persi troppi nella parola di Dio, ne abbiamo persi troppi perché avevano amore per il denaro. Il primo è stato Giuda, come vi ho detto. Ti ricordi la storia del giovane ricco? Ti ricordi la storia del giovane ricco quando Gesù ha detto: molla tutta la tua ricchezza e comincia a seguirmi? Che cosa lui ha fatto? Abbiamo perso anche quello. La terza, ti ricordi il ricco che doveva aiutare Lazzaro, che era alla sua porta, che batteva ogni giorno alla porta e diceva: ho bisogno di questo? La parola di Dio ci dice che lui è andato nell'Hades, ossia nell'inferno. Perché? Perché non obbediva alla legge di Dio. L'altro è andato nel seno di Abramo. E l'ultimo che quasi abbiamo perso, si chiama Salomone. Ti ricordi Salomone? Che ha detto, se tu vai a leggere il libro di Ecclesiaste, è molto interessante. Perché lui ha detto: io ho costruito, ho chiesto, ho preso servi, ho acquistato tutto quello che il mio cuore desiderava. Ma io ho preso in odio la vita perché è vanità, è tutto, è vanità. Allora ti voglio fare una sfida oggi, fratello, ma soprattutto fare una domanda.
Tu pensi che Dio non riesca a provvedere alle tue necessità se tu porti quel minimo indispensabile che il Signore ti chiede nella sua parola? È capace sì o no di Dio di provvedere per te? Se la Chiesa di Dio, ascoltami bene, ascoltami, se la Chiesa di Dio fosse capace di praticare quel testo che dice occupatevi prima del regno e della giustizia di Dio e tutto il resto vi sarà aggiunto. Tu pensi che Dio non sia capace abbastanza di praticare la sua parola? Perché Lui per primo pratica la sua parola. E se Dio ti ha detto porta quello che io ti chiedo alla casa del tesoro e io ti darò tante benedizioni che tu non sai neanche dove metterle. Carissimi, è così che funziona nel regno di Dio. Noi dobbiamo agire per fede e non per visione. E la parola di Dio ci dice in questo testo di Efesini che noi non dobbiamo essere avari. Voglio leggerti un testo di alcune chiese che sono diventate la gioia dell'Apostolo Paolo. Questo testo l'ho condiviso poco prima di partire per il campeggio dei nostri ragazzi, no? Dice così: ora fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alle chiese di Macedonia, Filippi, Tessalonica e Berea, che sono le 3 chiese che davano una gioia immensa all'Apostolo Paolo. Allora sta attento, dice, perché nelle molte tribolazioni, erano chiese tranquille, erano molto tribolate, con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile. Pastore, come stanno insieme queste due cose? Come potevano essere molto tribolate e la loro gioia era incontenibile? E la loro estrema povertà, alla fine, estremamente poveri, hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Io infatti ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Posso testimoniarvi una cosa? Ho già testimoniato domenica scorsa, no? Ma la voglio testimoniare ancora. Perché, ragazzi, quando tu vedi i miracoli di Dio non puoi stare zitto. Abbiamo fatto una raccolta cibo per il campeggio, ok? I fratelli la Chiesa è stata talmente abbondante in questo che noi abbiamo cambiato il menù al campeggio 8 volte perché la roba era troppa. A un certo punto una sorella che lavorava nella cucina ci ha detto: pastore, io non so cosa sta succedendo, ma il cibo sembra che aumenti invece che calare. Ma è così che funziona, carissimi. Quando noi siamo in sintonia con l'uso corretto del denaro, corretto della generosità che il Signore ci insegna, e non dipende dalle circostanze. Non dipende dalle circostanze, dipende da quello che noi, dal nostro cuore che batte col cuore di Dio. Queste chiese erano talmente in sintonia col cuore di Dio che erano tribolate, erano povere, ma hanno detto: noi contribuiremo e vogliamo contribuire a tutti i costi con i poveri di Gerusalemme. E la cosa è funzionata come è funzionata al campeggio. Carissimi, quando tu vedi che la Chiesa ha un rapporto corretto con il denaro, i miracoli succedono. E sono successi. Pastore, sta aumentando il cibo invece che calare. È così che funziona. Perché tu porti 5 pani e 2 pesci e Dio cosa fa? Moltiplica. È così che funziona nella mente di Dio, nel cuore di Dio. Tu vuoi vedere questo Dio all'opera? Che meno hai, più guadagni. Tu meno hai e più guadagni. È così che fa il Signore. Porta quello che hai. E io mi immagino quell'adolescente che ha preso questi 5 pani e 2 pesci. Sai qual è il miracolo grosso, no? Alcuni predicatori hanno fatto questo scherzo, ve lo voglio fare anch'io. Tu sai qual è il miracolo grosso in quel caso? Non è che i pani e pesci si sono moltiplicati, ma che all'ora di merenda un adolescente avesse ancora la merenda in tasca, perché tu sai qual è il problema degli adolescenti e dei giovani, che hanno sempre fame e non hanno mai soldi. Ma lui ha detto: quello che io ho lo porto alla presenza di Dio e Lui lo moltiplica. Porta quello che tu hai alla presenza di Dio secondo i comandamenti di Dio e Lui lo moltiplica. Ma non solo, ti dice:
porta tutto quello che hai alla casa del tesoro e io farò ricadere su di te tante benedizioni che neanche tu saprai dove mettere. Tu credi in questa promessa? Sì o no? È così che funziona col Signore. Quindi il secondo principio che Paolo ci insegna nella lettera agli Efesini è quello di avere un rapporto corretto col denaro. Deve essere bandita da noi l'avarizia, ossia l'idolatria per il denaro. E terzo principio che vorrei imparare insieme a voi è questo dell'uso della lingua. Tornando sempre alla prima slide, per favore. La prima slide, dopo ti chiedo di fare questo lavoro, Marzia, poi ti pago 8.000 euro al mese, ok? E dice, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Un cristiano santificato deve usare bene la propria lingua. Ti sei mai accorto che il Signore ci ha fatto con 2 occhi, con 2 orecchie, con 2 narici, ma una lingua sola? Ti sei mai chiesto il perché? Perché la lingua è piccola, ma fa di quei danni, gente. Fa dei danni terribili. E una persona santa, come ci insegna questo testo, è una persona capace di controllare la propria lingua. L'Apostolo Giacomo, voglio leggerlo insieme a voi, ha scritto quasi un capitolo intero sull'uso della lingua. Guarda che cosa dice. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Vedi com'è collegato l'uso della lingua con l'uso del corpo, ok? Ecco, anche le navi, benché siano così grandi, siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone. Ovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco come può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo ed è infiammata dalla genna, che è l'inferno. Dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è piena di veleno mortale, con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti immagine e somiglianza di Dio, dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive e una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Com'è l'uso della tua lingua? Ci sono persone che tu gli stai a fianco. Io nella mia esperienza cristiana, no? Interessante che ci sono persone che tu gli stai a fianco e qualsiasi cosa dicono sembra che cercano di ribassarti, no? Perché è ovvio, chi usa la lingua in modo sbagliato è perché uno ha una pessima immagine di se stesso. Ascolta bene quello che ti dico. Lui non ama se stesso come Dio lo ama, ma vuole essere riconosciuto dagli uomini. Tu sai qual è la malattia più grande del XXI secolo? È questo simbolo qua che tu trovi su Facebook. Come si chiama questo? Like. Tu vuoi il like dalla gente e non vuoi il like del cielo, tu vuoi l'applauso. E Dio dice, smettila di usare la lingua per guadagnare like, perché la lingua è pericolosa. Hai mai visto quelle persone che prima, sono due le strade che la lingua può usare, ok? Una è la lusinga. Ah, pastore, che bella predica che hai fatto stamattina. Lontano da me, Satana, nel nome di Gesù. Per favore, state attenti alle lusinghe. La seconda è la strada opposta, che è quella
della cercare di schiacciarti sotto i piedi, ossia non sei una persona che non vale nulla, sei uno stupido, ma guarda che cosa hai detto, non sarai mai capace di fare niente. Sono due strade opposte che vengono dalla stessa radice, dalla stessa fonte, se tu vuoi, dall'inferno. Ok? E quando noi usiamo in modo sbagliato la lingua, qualcosa nella Chiesa succede. La parola di Dio ci dice in questo testo di Giacomo, per favore, grazie, che è un incendio che infiamma una foresta intera e il fuoco comincia a spargersi. Io conosco la storia di un pastore che mi raccontava personalmente, mi diceva, l'ho conosciuto tanti anni fa, mi ha detto, io ho cominciato a condividere con alcuni membri della Chiesa che avevo un problema con la mia colf, ok? Perché questa colf cominciava a rubacchiare delle cose in casa mia. Questa cosa, da quella persona con cui lui si è confidato, questo pastore, è diventata: il pastore ha un problema sessuale con la colf. Questa voce ha cominciato a spargersi nella Chiesa. Questo sto parlando di un pastore americano che ho conosciuto alcuni anni fa. Mi diceva, ho dovuto abbandonare il ministero perché la gente non sa come usare la lingua. Mai è venuta da me, ma questa voce ha cominciato a spargersi in tutta la Chiesa. Ho dovuto abbandonare il ministero perché non avevo più autorità sulle pecore. Ho detto, misericordia divina. Fratelli, usate bene la vostra lingua. Per favore. Se dovete chiarire con una persona, andate direttamente dalla persona. È così difficile. A volte noi non capiamo il comportamento delle persone. Ti è mai capitato a te? Sì? Sì o no? Buongiorno. Ossia, vai dal fratello o dalla sorella. Sorella, fratello, che cosa succede? Perché hai detto questo? Perché ti sei comportato così? È difficile. È tanto difficile. Perché la parola di Dio ci dice che chiarire, portare alla luce ogni cosa, tutto diventa manifesto. A volte noi vediamo le chiese che si spaccano, sai perché? Perché non ci sono le cose alla luce del sole e noi dobbiamo trattare i nostri fratelli come persone degne di essere almeno ascoltate, almeno ascoltate. Poi se c'è un peccato, se c'è una difficoltà, si affronta. Ma noi dobbiamo andare alla radice, dobbiamo lasciare niente nelle tenebre, perché quando noi lasciamo nelle tenebre cominciamo a condividere il peccato, condividere un pettegolezzo, condividere una malignità, condividere una calunnia nei confronti di una persona, allora siamo sulla strada giusta per fare un danno terribile nella comunità. E il Signore ci dice, né buffonerie, né maldicenze, né cose che non hanno niente a che vedere con la sana dottrina, noi dobbiamo chiarire con le persone direttamente. Questo è molto difficile all'interno della comunità. Un mio amico pastore una volta mi ha detto, un giorno alcune persone dovranno fargli un funerale con 2 casse da morto, una per il corpo e una per la lingua. E veramente a volte, fratelli, io penso che lui abbia ragione. Dobbiamo usare bene la nostra lingua e la parola di Dio ci insegna questo. Proverbi 18:21 dice, morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. Morte e vita sono in potere della lingua. Ti voglio chiudere questo messaggio con questa statistica, no? Che mi ha veramente colpito. Allora sta attento. All'interno di una realtà familiare, questa è proprio una ricerca che è stata fatta da psicologi e sociologi in un campione di persone socialmente parlando, no? All'interno di una famiglia, ciascuno di noi giornalmente riceve un commento positivo ogni 4 commenti negativi. Ok? Fuori dalla famiglia, ciascuno di noi riceve un commento positivo e 7 commenti negativi. Ok? Sapete quanti commenti positivi ci vogliono per neutralizzare un commento negativo? 4. Quindi noi, statisticamente parlando,
siamo in debito ogni giorno almeno di 42 commenti positivi. Stai capendo quello che ti sto dicendo? Come si sviluppa la personalità di un bambino che riceve ogni giorno 7 commenti negativi e 1 positivo, e in famiglia 4 commenti negativi e 1 positivo, con una profonda, bassissima autostima. Il potere della lingua, il potere delle parole è enorme. Capisci adesso cosa sto dicendo quando la parola di Dio dice in Proverbi: morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Quello che io dico con la mia bocca può portare la vita oppure può portare la morte. E l'Apostolo Paolo dice: santificate il vostro modo di comunicare, perché voi potete portare o la vita o la morte. La comunicazione verbale è una cosa talmente importante che neanche possiamo immaginarci se noi possiamo fare o benedizioni o maledizioni, ma dipende esclusivamente da noi. E noi a volte purtroppo camminiamo e viviamo sulla base di convinzioni che ci hanno inserito nella nostra testa. Perché? Perché la nostra lingua ha fatto già dei danni, oppure siamo stati danneggiati da una lingua cattiva. Ok? Io mi conforto ogni tanto quando sento testimonianze di alcuni ragazzi, no, che dicono: pastore, io sono proprio prima qua, no, quando abbiamo pregato, pastore, io sono una persona timida. Ho detto: anch'io sono timido, ma molto timido. E ti posso dire una cosa: ero talmente timido che io evitavo completamente di stare in una compagnia di amici, perché avevo paura di dire la mia opinione, avevo paura di essere giudicato, perché nella mia testa c'era inserito: tu non vali nulla. E qualcuno fin dall'infanzia me l'ha detto che non valevo nulla. Ma quanto ho dovuto lottare per uscire da questa situazione? Quando il Signore mi ha chiamato a predicare, ho detto: Signore, no, tu non mi prenderai in questo laccio, no. Ma il Signore mi ha voluto qua a predicare la parola di Dio. E posso dirti una cosa: ci sono state persone che hanno creduto che io potevo e che mi hanno detto: tu puoi perché tu sei scelto dal Signore. E quella lingua ha portato guarigione alla mia vita. E oggi sono qua per dirti, allo stesso modo, il Signore ti ha scelto per un ministero che è quello di portare guarigione ovunque tu vai, ma usa la tua lingua nel modo corretto. E esorta le persone, correggi quando necessario, ma dai una parola di valore alle persone che sono vicino a te, perché questo guarisce e dà vita. Dobbiamo usare come cristiani la nostra lingua nel modo migliore. E se anche tu non usi la lingua nel modo scorretto, perché è l'ultima cosa che voglio dirti questo, giuro che è l'ultima, ok? Quando anche tu non comunichi con la bocca, puoi comunicare anche con gli occhi, anche quella è lingua. Quando un fratello, che bravo fratello che è quello, tu hai già fatto un danno terribile. Proteggi i tuoi fratelli, dai una parola di incoraggiamento ai tuoi fratelli, sostieni i tuoi fratelli, anche se è la persona più difficile con cui tu hai camminato fino ad oggi. Perché io ti dico una cosa, caro mio e cara mia, Gesù ha dovuto sopportare quei 12 e quante ne hanno dette, quante ne hanno sbagliate. Io dico: Signore, ma come tu hai fatto a scegliere quei 12? E quante cose hanno detto di sbagliato, quante cose che hanno fatto di... Signore, fa scendere fuoco dal cielo perché quelli lì non ci ricevono. Dico: ma Signore, ma come tu hai scelto questi 12? E Gesù li ha sgridati, ma li ha sgridati con un insegnamento che potesse sostenerli. Non è così che funziona, dovete seguirmi e fare come io faccio. Usa bene la tua lingua. 3 principi che l'Apostolo Paolo ci ha insegnato questa mattina. Prima,
usare bene il proprio corpo. Secondo, usare bene il proprio denaro. Terzo, usare bene la propria lingua. Questo è essere santi. Non era l'ultima. Battaglia spirituale, cari miei. Noi pensiamo che siano possessioni demoniache. Battaglia spirituale è quando tu combatti la bugia, combatti una parola dura, combatti un pettegolezzo, combatti una calunnia. Questo è combattimento spirituale. Ok? Questo che volevo dirti stamattina. Amen? Possiamo pregare? Alziamoci già in piedi e chiediamo al Signore proprio che Lui ci dia la capacità di santificarci come ci ha comunicato questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico, Signore, perché la tua parola seminata, Signore, non torna mai a vuoto, mai. E perciò, Signore, ti chiedo che il raccolto, Signore, di quello che noi abbiamo seminato sia abbondante e non possa mai essere portato via dal cuore e dalla mente dei miei fratelli. Come tu hai seminato nel mio cuore, Signore, aiutami a continuare a credere, Signore, che il tuo regno è in espansione, il tuo regno nei nostri cuori sta camminando verso una crescita. Grazie, Padre, per questa Chiesa fedele che ha fatto tanti passi, Signore, perché la tua gloria potesse essere manifestata. Ma so che tu ci chiedi di più, ancora di più, ogni giorno. Continua, Signore, a esigere da noi. Chiama dei guerrieri, Signore, disposti a combattere. Chiama degli uomini e delle donne di Dio disposti a santificarsi, a rinunciare a se stessi, perché il tuo regno si espanda su questa terra. Grazie, Signore, per questo culto che stiamo ancora vivendo nella tua presenza, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Sei pronto per adorare di nuovo il Signore? Adesso abbiamo il nostro momento delle nostre primizie, delle nostre offerte, delle nostre decime per l'espansione del regno di Dio.
Signore, ti ringrazio per tutte le decime e le offerte, Signore, che sono state date a te questa mattina, Padre, date alla tua opera, Signore. Ti ringrazio per tutti i cuori pieni di ringraziamento che hanno offerto qualcosa a te, Signore. Ti chiedo che questi soldi, questo denaro possano essere gestito secondo la tua volontà, Signore, per la tua opera, soltanto per la tua opera, Padre. E ti chiedo di benedire la vita di ogni mio fratello e ogni mia sorella questa mattina, Padre. Grazie, Signore, per tutto quello che fai per noi, Signore, ogni giorno. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, allora alcuni annunci importanti. Allora, la settimana prossima, domenica prossima, dopo il culto, ci sarà la nostra assemblea ordinaria di chiesa, ok? E quindi, fratelli, sorelle, è importantissima la vostra presenza perché dobbiamo decidere alcune cose importanti per la vita della nostra comunità, no? Questo è il primo annuncio. Trovate là in bacheca, giusto Larissa? Già esposta, no, la convocazione dell'assemblea, perciò quando passate potete dargli un'occhiata. Sì, allora passiamo alle cose importantissime. Maggie, vieni qua davanti per favore, dai. Allora, questa nostra sorella è partita Quanti mesi sei stata via, Maggie? 6 mesi, no? Ha lavorato in un orfanatrofio in Polonia, no? Ed è stata un'esperienza molto interessante da quello che ho capito. Allora, è una sorella che ha potuto là testimoniare della propria fede, no? In un ambiente secolare lei ha potuto dire io sono cristiana e so che c'è una soluzione per tutte le problematiche del mondo che si chiama Cristo Gesù il Signore, no? Lei oggi torna qua e chissà che cosa Dio ha in mente per te, non lo sappiamo, ma dobbiamo pregare per questo, no? Perché io credo che tutte le esperienze che noi facciamo in vita servono perché il Signore ci sta indirizzando in quella direzione, ok? Perciò vogliamo pregare per lei. Dobbiamo pregare per una sorella, la sorella Svetlana, che qualche settimana fa ha fatto un incidente molto serio, no? È rimasta gravemente ferita, è stata in ospedale quasi un mese più o meno. Adesso è tornata a casa, ma la situazione non è delle più semplici, no? Perché ha questa gamba che lei ha sofferto l'incidente, veramente messa molto male, e ha bisogno anche dell'aiuto della Chiesa, dei fratelli, ma anche di sostegno in preghiera, ok? E voglio chiedere una cosa che raramente qua facciamo. C'è qualcuno nella comunità che ha un parente, un amico o per se stesso vuole mettere davanti alla comunità la necessità di pregare per questa malattia, per questa difficoltà, per questo limite? C'è qualcuno? Sì, puoi venire qua davanti, Marcello, ok? E il Signore sa perché succedono certe cose nella vita, no? Ma vogliamo mettere davanti al Signore queste necessità, va bene? Vi chiedo di alzarvi in piedi e pregheremo per questo motivo, no? Il Signore ci insegna come comunità a stare vicino alle persone che soffrono e noi vogliamo presentarle al Signore, ok? Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio per la vita di Maggie che è tornata dopo 6 mesi di esperienza. Signore, che adesso tu possa indirizzarla, Padre, nelle tue vie, sapere quale indirizzo di studio fare, dove, Signore, lei lavorerà, solo tu lo sai, Signore, ma che questa esperienza, questo investimento di questi 6 mesi possa veramente portare frutto per il tuo regno. Grazie, Padre, per la sua vita, perché lei è protetta in tutto questo tempo. Ti voglio pregare per la sorella Svetlana, Signore, la nostra sorella, che sta, Signore, passando questo momento difficile per la sua salute. Ti chiedo, Signore, di benedirla, aiutaci come comunità a stare vicino a lei e fare tutto quello che è in nostro potere perché lei possa vivere questo momento al meglio. Signore, ti chiedo anche per questa persona per cui sta intercedendo Marcello. Padre, tu conosci la sua necessità, tu conosci le sue difficoltà, la sua sofferenza. Padre, nel nome di Cristo Gesù, che la tua potente mano
possa posarsi su di lei ed avere quella misericordia, quell'amore, quella grazia, Signore, e che noi come popolo di Dio possiamo conoscere che Tu sei un Dio vivo, un Dio che ascolta le preghiere dei Suoi figli. Grazie, Signore, per l'esperienza di culto di questa mattina. Io Ti ringrazio perché Tu sei stato presente in mezzo a noi e adesso che torneremo alle nostre case, io Ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.